ovviamente in mezzo alla gente, come giusto che sia, lo ricordava anche Diletta nella prepartita, ci mancherebbe altro, si deve andare anche con colori contrapposti, posto uno di fianco all'altro, a tifare la propria squadra nel massimo rispetto della rivalità più bella e più leale possibile. I numeri di queste due squadre sono stati impressionanti fino all'11ª giornata, con 10 vittorie e pari per entrambe. Poi qualcosa si è anticipato, il Milan nelle ultime 6 gare ha fatto 8 punti alla media di 1,33, il 10° posto in assoluto. Il Napoli nelle ultime 6 gare ha fatto ancora meglio, 5 punti con una sola vittoria, la media di 0,93, addirittura il 16° posto in classifica. Ovviamente le assenze non sono un dettaglio, Romagnoli ce l'ha fatta recuperare e gioca questa partita Zielinski in mezzo al campo con la fascia di capitano. Il direttore di gara è Massa, come vedete, alla 166esima in Serie A, sesta stagionale per lui, con Napoli Milan 3-1 del febbraio 2014. Eccolo qui il Milan con i suoi cambi rispetto alla gara precedente, con l'esigenza di schierare Ballo Touré lì a sinistra al posto di Teo che non ce l'ha fatta recuperare, poi Romagnoli, Tomori, Florenzi e dunque Ballo Touré, Tonali che sia e sia sono le 4 novità rispetto all'ultima emergenza concentrata soprattutto in difesa. Sì, 3 quarti della difesa assente e quello vediamo per la formazione del Napoli. Mentre nel Napoli l'emergenza è un po' ovunque, lo sappiamo bene, ovviamente l'assenza di Osimhen, quella di Insigne, quella di Koulibaly, quella di Fabian, ma rientra anche Sam e non è un dettaglio, dal primo minuto gioca Malqui e c'è Mario Rui ovviamente assente con Di Lorenzo che cambia fascia. E la grande notizia diciamo giornalisticamente più rilevante è Petagna, tra l'altro ex della partita, che gioca la sua prima da titolare in questo campionato. Petagna che è un ex ed esordì con la maglia del Milan in Champions League il 4 dicembre del 2012. C'era questo giocatore, Luciano Spalletti, sulla partita dello Zenit in quella fredda serata di San Siro, c'era anche Apro in campo e insomma per Petagna è un ulteriore motivo di stimolo oltre a tutti quelli di una super sfida e ha voglia di onorare la maglia del Napoli. Mentre dunque in panchina, da quelle parti c'è Bernardi che sarà in marcatura stretta sulla panchina del Napoli, Federica Zille invece su quella del Milan per raccontarci in tempo reale suggestioni, sensazioni, strategie. Si va col primo pallone dato dal Napoli, girando la Di Lorenzo, che già la prima conferma praticamente scontato. Di Lorenzo gioca a sinistra con Malqui a destra. Di Lorenzo ha dimostrato ad esempio all'Ester nella prima fila di Europa League di poter fare quel tipo di ruolo quando non c'è Mario, anche per continuità di rendimento, per costanza ogni minuto del campionato. Tanto per integrare la tua valutazione anche a Petagna che recupera il primo pallone, può darsene ancora Petagna, deviazione, prova subito a partire forte Petagna. Si primo sconto fisico. Vai per l'uno, va. Petagna si è conquistato il pallone con determinazione, se l'hanno conquistato il primo calcio d'angolo. E va a prendere spazio lì in mezzo. Tra i saltatori c'è anche Elmas, c'è anche Juan Jesus, c'è anche Di Lorenzo. Sono 7 in area di rigore. Palla corta ancora su Elmas, altro giro a cercare Malqui che fa la tirare. Allora arriva comunque a destinazione il tocco da parte di Armanica. Ma buonasera a tutti amici da Napulello 87. Ciao ragazzi, come state? Come state ragazzi? È un po' che non ci vediamo, sì. Mi dispiace non essere stato con voi, se vengo dopo un po' di tempo. Il lavoro mi ha preso tanto tempo, sotto le feste si sa, c'è tanto lavoro. Intanto saluto a Michael, buonasera Michael, da quanto tempo, come stai? Bene, dai, un po' stanco sono stato in questi giorni, ma bene, dai, non ci lamentiamo. Te Michael, com'è? Buonasera a Pasquale, da quanto tempo? Oggi cerchiamo di vincere. Oggi ci sono io e vince il Napoli. Speriamo di portare un pareggio a casa, che già è tanto, perché vincere la vedo difficile visto le assenze del Napoli, però mai dire mai. Ciao Cristian Sant'Agata, buonasera. Cosa prevedi come risultato? Per me finisce 2-2. Buonasera Rino, tutto a posto? Bene, dai, stanco, ma bene, dai. Te tutto a posto, Rino? Mi fa piacere che siete tutti qui, mi fa piacere. È tanto che non vi vedevo, ragazzi. Forza Napoli, vai, scattammi la cava a chi studiavolo, facimmela male. Buonasera a Stanza, buonasera a tutti e forza Napoli. Vai. Come dicevi, forza Napolese.
vai Napoli, vai, scattiamo la capa. Ragazzi, lasciate un bel like per sostenere, come dice sempre il moderatore Rino. Oh mamma mia. Rino, poi un regalino ve lo farò, atteggiate, perché ve lo meritate. Siete sempre qui, ve lo meritate. Bene, Rino. L'importante è che stai bene, prima di tutto la salute. Insomma, mio papà ha avuto un problema di salute molto grande, ma per fortuna adesso sta meglio. Questa è la cosa più importante. Sì, prima di tutto la salute. Prima di tutto la salute. Poi se non c'è la salute non c'è niente, Michael. Vai Napoli, vai Lozano, Ciuchi, facci vedere chi sei. Ciuchi, facci vedere chi... Quando fammi... Dai, seleziona notizie. Anche per cui ovviamente sono molti giocatori stagionali quest'oggi, quinto in Serie A, in seconda titolare con l'Atalanta. Arriva la deviazione, arriva il campionato, la toccata per un... Vai Napoli, vai! Altra possibilità per il Napoli, stavolta dall'altra parte, ma sempre d'accordo. Facciamo malutiamola. 6 saltatori, Lozano è in conto. Vai, il calcio d'angolo, Zelinski al terzo minuto, fammi mettere... Rete subito! Elmas, 1-0 Napoli, Elmas al quarto minuto, è tornato Napoli, è tornato il gol del Napoli, vai Napoli, vai, subito! Napoliello è tornato e torna pure a vincere il Napoli, ma che re, porto bene, sono mancato io e il Napoli non vinceva più, ora che siamo da buono, dai Napoliello, fai andare il Napoli dove era. Calcio d'angolo di Zelinski al quarto minuto ed Elmas si fa trovare lì per schiacciarla dentro di testa, se lo perdono tutti quanti, specialmente chi è quello Tonali. Grande Elmas, grande stacco di Elmas. Bravo Petagna però a dare spazio al compagno, perché si mette avanti a Krunic e poi grande Elmas, grande gol, grande stacco di testa. 1-0 Napoli, ragazzi, la Pammucca. Ripartenza Napoli, attenzione perché c'è tanto campo a disposizione ed è buona l'apertura, deve andare Florenzi a dare un po' di copertura, si propone dentro anche Nette che potrebbe incidere, ma il pallone non gli arriva, prova ancora Elmas, grande protagonista di questa bioligana, prova ad uscire Krunic dall'altra parte, Felipe in posizione avanzata, prova ancora Krunic, la sua avanzata, la pressione di Anghissa. Aggiorniamo, stiamo vincendo, aggiorniamo. Yeah! Vamo fa la storia che ancora non l'ho fatto. Siamo in live, ragazzi. Stiamo guardando Milan-Napoli, è tornato Napoliello e il Napoli tornerà a vincere, perché quando non c'era Napoliello, il Napoli non ha vinto, ha fatto in 4 partite una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta, anzi 2 sconfitte e un pareggio, 4 punti in 4 partite. Ma ora c'è Napoliello, è tornato in live contro il Diavolo, facciamo male. Forza Napoli, vi aspetto in live. Esatto, se lo hanno tutto quanto. Trasito, ma che cazzo. Vai Marquis. Grande Marquis. Bellissima per Lozano, vai Ciuchi. Calcio d'angolo, no, l'ha tenuta. Romagnoli, rimessa laterale. Sì, è uscita. Rimessa laterale per noi sul fondo della linea della porta del Milan. Stasera per sentirsi più vicino si fa la partita con le scarpette da calcio. Guardando via il Napoli, è tornato Napoli e Napoli poteva vincere, perché quando non c'era Napoli, il Napoli non è straordinario come aveva di San Siro. Ragazzi, stiamo guardando via il Napoli, è tornato Napoli e Napoli poteva vincere, perché quando non c'era Napoli.
partite, una vittoria, due pareggi la seconda sconfitta un pareggio, 4 partite, ma ora c'è Napoli, è totale. Elvis è Mas. Ci dovazzo mamma. Ah, io nato, ce ne va. Allora, cazzo sul gol. Conferma la decisione. Dunque rimessa dal fondo per il Milan. Rivediamo sul cross ancora Finischi protagonista con le sue traiettorie buone. Qui doppia deviazione per guardare chissà. Si è avuto Il colpetto con la suola. Dopo la direzione era complicata da decifrare, però pericolo per il Milan. assolutamente Napoli che iniziava decisamente meglio. Poi chiaramente il gol cambia il risultato, ma anche proprio l'approccio alla gara, possibilità però per il Milan che prova a distendersi, possibilità per 1-1, proprio chiamate la Federica. Aniello, buonasera Aniello. Voglio come è stato Gomorra, il finale di stagione di Gomorra bellissimo, ma qui coprirà anche poco, ma spinge bene. Spiega, secondo me, ma spinge bene, sì, sono d'accordo. Bene, Aniello, tutto a posto, Aniello. Ragazzi, mi raccomando, lasciate il like, ma sempre che non vi costa nulla. E guardiamoci la partita, sentite la partita. Che mi sembra tenere il mezzo tra te e il tuo compagno. Se tu non lo fissi, è chiaro che rischia quello che potrebbe essere una super Napoli, club pizza. La parte di Betagna prova a salire qui. Andiamo al campo Federica Zina, bene. Due cose, una è il tentativo di Silvia che sta cercando di saprare Romagnoli con Palladura, gli dice lui lo vede. Bene, mi fa piacere, Aniello. L'importante è la salute. Ma cambiamo tutti 100 anni, magari 100 potremmo facciamo un gol fino a quando possiamo, dai? Quando siamo bene. Fallo. Demme. L'approccio del Napoli era stato migliore di quello del Milan. In termini di convinzione, per i primi 5-6 minuti si vedeva un doppio gol, insomma. Ci fa parlare ancora in maniera più convinta di quello che stiamo dicendo. Prova a reagire il Milan, e lo fa con il movimento di Brand Diaz. Dentro c'è Krunic, c'è anche Ibra che aspetta il pallone, possibilità per il cross, va in copertura di Lorenzo, chissà, alza il pallone, occhio a Ibra che anticipa Manqui, cerca ancora possibile intervento di Brand Diaz, palla che viene spazzata, quindi Petagna che prova a difenderla, per riapre verso Manqui, possibilità per la ripartenza del Napoli, occhio a Lozano che si propone, il tocco è per lui, danza tra le linee Lozano, poi sceglie la soluzione da Lorenzo Demme, ancora di Lorenzo, nella sua corsia di stasera che è quella mancina. Ancora in possesso di Elmas, appoggiato Napoli che prova a ragionare con Juan Jesus. Allora, un po' cieca quella di Demme, ma senza conseguenze. Juan Jesus, il Milan sale con i due uomini. Deve ritracciare il Napoli, che ricomincia da Ospina. Subito la giocata di Zielinski. Volete andare con Petagna, quindi tocco verso Manqui. Possibilità per 1 contro 1, ma qui il duello con Krunic che lo accompagna all'uscita, intervento buono per il direttore di gara. Ma questo è un po' delicato intervento, però la posizione che sta dando fastidio al Milan è quella di Zielinski, perché i due mediani del Milan si accorciano in fase di impostazione del Napoli, sui due mediani del Napoli e Zielinski fino adesso ha l'opportunità di gestare. Esatto, protagonista sul gol, protagonista anche su quell'altro cross. Era fatto, infatti, Rino, chi si gioca lì? E poi conclusione finale di chissà. Quindi l'intervento è palloso. Allora subito. Con la doppia direttore di gara, fallo su Krunic, calcio di punizione. Facciamo sempre. Vediamo. Battonani sul punto di battuta, Pioli ne approfitta per urlare qualcosa ai suoi. Pieno di tifosi partenopei a San Siro, siamo in tanti, io sto a casa. Ma che cacchio, veramente. Allora subito sì. Anche i Comori si
Attenzione, punizione di Tonali al 12esimo. Oh, mamma mia. Oh, c'è Di Lorenzo a terra però. C'è fallo, c'è fallo. Tredicesimo sul cronometro di questo primo tempo. Napoli va 2-0, con gol di Elmas. Rivediamo. Battuta dentro. Per il Petagna. Poi quella spazzata di Zilinski. Ma già vedi, era dolorante, stava andando a terra Di Lorenzo. Non so se è stato un dove si è quello, vedi, questo di Krunic al centro dell'arretrare. Assolutamente è stato sfortunato. Adesso comunque si rialza. Napoli ha acciaccato, credo, dal punto di vista degli infortuni. Di Lorenzo ogni minuto fino a questo momento per lui in campo. Dai, voglio, vai Napoli, vai! Non mi va incazzare. Presenza, considerando anche gli azzurri. Petagna prova a girare verso Elmas, 1-1 via Elmas. Vai, Napoli. Numero il suo su Florenzi, ancora Elmas, Florenzi prova a riprenderlo e riesce a tamponare. Si era fatta complicata la situazione per lui, molto bravo Florenzi nel recupero dopo che Elmas aveva saltato in un primo momento. Prova ad uscire, che sì, ma sbaglia tutto, rimessa la grande del Napoli. 13 minuti, 50 secondi. Sì, grande ritmo, grande partita. Si mi porto, mamma. Questo intanto Juan Jesus bravo, deciso e corretto su Prendia. Siamo forti, mamma. Florenzi, Speriamo di reggere, di tenere, perché noi sempre così, passiamo in vantaggio, non la voglio fare, speriamo bene. Michele Cicciotto. Uè, Cicciotto, fai il salsicciotto. Il 5 rossonero con l'appoggio verso Magnò, la pressione di Petagna, il rinvio lungo, va qui a caccia del pallone, guarda con Krunic, ma che rimbalza più volte, poi esce, possesso Napoli. Perso uno scarpino qui, Krunic e dovrà quindi risistemarlo, Pioli nervoso. Qualche istante fa, eccolo qua, il dettaglio dello scarpino o scarpetta, quelli da Pesaro, a Roma diciamo scarpino. Scarpino. No, quello come dice Pesaro. Scarpetta, Pesaro e scarpetta. Scarpetta è anche un'altra cosa. Ecco, questo è l'altro discorso. È pronto per la rimessa con le mani Malquini. Quarto d'ora del primo tempo. Tutto sistemato al reparto calzature. Pronto Malquini. Lo sa. Intervento di Mauro Pure. Va provata ad arrivare Tonali. Ancora Krunic, Tonali prova a tenerla. Faccia a modo, metti like, Cicciotto, metti like. Se no ti faccio male al lavoro, metti like. Un Napoli sta vincendo grazie a me, perché sono venuti e ha fatto gol del Massa, visto? Un Macedone, ha fatto gol, si è mangiato poche Macedoni, un Macedone. Battuta triste, ragazzi. Per questa battuta triste voglio un like. Vai Ciruzzi dalla Valmina, vai Ciruzzi. Oggi gioca da titolare il Petagnone, vogliamo il gol del Petagnone. Tira la bomba, Petagnone, tira. Vai Napoli. Bravo Anghissà, bravo, va bene. Però regaliamo un calcio d'angolo, però bravo Anghissà. 16esimo e 13 sul cronometro. Calcio d'angolo per il Milan, ma noi stiamo vincendo 1-0. Tonali dalla bandierina, attenzione, concentrazione, ritmo, velocità. Vai Napoli. Ma siamo tre tu frate. Dai. Oh. È nostro. Tocca su Ibra. Non preciso qui l'intervento di Spina, vediamo. Spina non ci arriva. Sì, però secondo me non commette l'errore di fermarsi. Perché se il portiere fa un sistema sfiora di Lorenzo è arrivato l'Arrodino. Di Lorenzo. Prova a far uscire subito Petagna. Buono l'anticipo su di lui da parte di Tomori che vuole riproporre Rachmani, preciso nel colpo di testa. La palla che viene fatta girare, che si è appoggiato, con un'ani, ancora che sì, combatte nel mezzo, il duello con Petagna, prova a salire che sì, buona l'apertura. Alla fine va Touré, Montana cross in mezzo, la deviazione. Oh, e chi da muro. Aveva preso benissimo il tempo. Dalla miseria, mannaggia. Aveva cercato l'angolo lontano, non trova la porta, di nulla. Rivediamo. Molto bene
Mamma mia. Mamma mia. Ramani se l'è perso. Ibrahimovic è devastante. È devastante sui colpi di testa. Meno male è sbagliato tutto. Meno male è andato fuori. Che sì, fallo di anche sta partito subito che sì. Attenzione. Oh! Meno male che si è scivolato, meno male. Ma io giocano veloce, ha un tocco il Milan, gioca veloce. Poi tutti in area, si trovano bene, a stare accorti. Dobbiamo stare attenti. Vediamo che è importante questi 3 punti, dobbiamo vincere. Dai Napoli, dai, su. Vai Napoli, su. Ibra è sempre Ibra, i campioni fanno la differenza, Rino. Può tenere pure 70 anni, ma un vero chi le ha, capo quello è un giocatore di qualità e di qualità, pure quando è vecchio. 40 e non sentirle, appunto. È un grande Ibra, è un grande. Ma anche il Milan è una bella squadra da rispettare. Dobbiamo rispettarla. Cerca Elmas, ha messo giù in qualche modo Messias, altra apertura, scala Elmas in pressione, che sì, Tomori, altra apertura, Ibra, va a andare verticalmente in zona Florenzi, che cambia tutto, cercando Balotture, non si fida, ma si è alzata. Fuori gioco. Qui come sempre succede si è atteso un istante in più per capire, per essere certi poi i guardarini. La posizione di Florenzi è regolare, si è trovato chiaramente irregolare. ovviamente questo palo interessante sul secondo palo. Cioè, il Napoli nei primi 10 minuti che abbiamo raccontato riusciva sulla pressione del Milan a venire fuori con la qualità di Zielinski e anche di Petagna, si sono appoggiati 3-4 volte anche sul centravanti. Il Milan in quest'ultimo 5-6 minuti riesce a fare una pressione migliore, vedi anche in questo caso a recuperare subito il pallone. Andiamo al campo dalle parti di Spalletti. Ci scassato cazzo di batterie e merda. Napoli non sta più riuscendo a fare qui parlava Massimo Ambrosini che chiede a Rachmani e anche a Juancesto di gestire molto meglio il pallone di come stanno facendo, di cercare Petagna quando si apre. Uè, Raul, tutto a posto, Raul, forza Napoli. La signata del Massa. Non hai fatto, fu DJ, fai, mamma. Siamo usciti pazzi qua, siamo usciti pazzi. Lasciate like ragazzi per supportare il canale, se volete fare una piccola donazione sotto trovate il PayPal in descrizione e iscrivetevi al canale se non siete iscritti. A domani Raul, a domani Raul Albiol, ti chiami come Albiol, sei un grande. Angelischi. Vai per la New. Mannaggia. A Napoli, vai, facciamo la mano, diavolo. Arriva Lozano per un secondo. No. Per Balotture. Poi gioco, si alzava la bandierina. Tutto bene. Campanellina va a chiesa, grande Rino. Vediamo. 2 volte in carriera, Ibra, vicino a Napoli. Prima volta da giovane, una romantica passeggiata. Alla fine Romun sta tutto qua, ha capito? Ne dà più perdono, ne dà più perdono. E il calore che poi, come ha raccontato, la possibilità con Ancelotti nel gennaio 2020, poi l'addio Carlo-Ancelotti di fatto va a interrompere. Che ne sanno chi loro Milan, che ne sanno? Senza pensiero adesso, senza pensiero. Poi il modo con testa di Florenzi, ma che va a ripassare 1, 2, 3, 4 volte, 5 volte la spina, calma, scende da qui, proprio Ibra,
di Lozano, nuovamente Malqui, altro apporto verso Rahmani. Ospina, altra apertura, viene incontro Zielinski, Benne con calma nella gestione, ancora Rahmani, si è aperto e può ricevere questo pallone Malqui. Prova ad andare verticalmente Malqui, non c'è fallo, si gioca, non si dirà perché sì. Occhio all'avanzato del Milan, con che sì che va dentro Ibra. Mamma mia. Prima a cercare Brent Diaz, grande lettura di Juan Jesus. Quindi Demme anch'essa Mamma mia, lunga. a calibrare. E allora Florenzi che ha ricevuto, ha appoggiato verso Ibra. Vedi che sì, prova che sì. Meno male, dai, che si non c'ha proprio azzeccato niente, meno male, vai. Che non tira in merda, meno male. Convinzione questo guarda, la sponda di Ibra c'erano anche Brent. C'era tutte cose, reta sponda. E qui Spalletti. Vai, spallettone, vai. Facciamola male, spallettone. È un po' meno soddisfatto del lavoro della squadra. Certamente soddisfatto del punteggio che dice Napoli avanti 1-0 al 24esimo. Ora quel cappellino mi sembra che c'hai i capelli. Soddisfatto. Si riesce verso Di Lorenzo, quindi Petagna. Ah, vai, mamma. Prova Demme. Anche Elmas per dare la mano. Ancora Petagna, prova a servirlo. Florenzi capisce tutto. Prova ad uscire il Milan. No. Lo fermo. Arriva la segnalazione. Sarà comunque rimessa rossonera. Grande concentrazione rossonera, come avete visto. Sacca. Pallone largo, qui la deviazione con la rimessa laterale comunque per il Napoli con Di Lorenzo che è già pronto. Zielinski. Fase confusa, non esattamente la più bella esteticamente di una partita, però anche che nei primi 24 minuti è andata a 1000. Perché per i Milanti Ci sta. cioè perché il Milan secondo me ha preso un po' le misure, anzi ha decisamente preso le misure. Quindi gli errori sono amplificati, diciamo, dall'applicazione difensiva del Milan. Allora è profondo a cercare l'inserimento da parte di Krunic. Lozano anticipa tutti, ci pensa lui a risolvere. Ospina, Armani, Demme, tra un bel corridoio, occhio Vai Lozano, vai Ciucchi. Ah. Se ne accorge e legge molto bene qui Romagnoli. Quindi possibilità Milan con Tonali. Zielinski in pressione su di lui. Zielinski con l'assist di oggi per il gol del vantaggio arriva a 5 gol. Che il giocatore Piotr, 5 gol e 5 assist. E ti do pure al fantacalcio, ti tengo. Pure il fantacalcio. Sei un grande Piotr. Sempre sta a concludere un 2021 in cui ha segnato 12 gol su azione, record 300 campisti in tutta Europa. Demme combatte con Lionel Messi, a spalla che viene girata, ancora possibilità per un cross che al momento non arriva, ancora il 30 rossonero, può lavorare questo pallone in mezzo. Juan Jesus allontana, che si ripropone, ci mette il piede in qualche modo Lozano, ma qui è in vantaggio, la pressione Ma qui non va cazzare. Bravo Malqui, bravo Malqui. E non è la prima volta che Lozano, come hai detto te, Bravo capellone biondo, brava. O frati frittati. Mi manca lo spunto dell'anno scorso. A Ciuchi sì. Dopo quella botta all'occhio, non lo so, sembra quasi impaurito, non è stato più lui. Diamogli fiducia ancora che possa far bene. Addirittura si sentiva che voleva giocare in una squadra più forte del Napoli. In queste condizioni nemmeno in Don Bologna, con tutto rispetto per il Bologna, nemmeno nel Bologna giocherebbe, scusate. Grande Ospina. Vai Ospina, bel lancio a chi c'è il Cappelagnone? No, è il Mas. È i Fils e Mas. Grande partita di Almas che ha fatto subito il gol al quarto. Grande Elmas, grande. Esatto. Infatti Lozano in questo momento non giocherebbe nemmeno in una squadra del genere. Farebbe panchina pure lì. Lozano.
Ho detto Lozano. lasciando spazio per Balotore. Sì, Vai anche chissà, bravo, tranquilla così. dietro Ibra c'è una linea di 4 Messias. Al momento mi sta piacendo Juan Jesus, da quando non sta giocando cosa, come si chiama, Koulibaly. Juan Jesus non sta facendo male, non sta facendo male. Ovviamente non è Koulibaly, però non sta facendo male. Però c'è da prendere un altro sostituto a Manolas, visto che Manolas se n'è andato, non ha aspettato nemmeno l'inizio del mercato, già se n'è andato. Ci serve un altro difensore centrale. Maciuchi, grande Marquis. Oh, fallo. Ah. Bravo Marquita, Kevin Marquita. Infatti, Rini, ci vogliono i giocatori, Rino. E molte volte, soprattutto per chi non è abituato a questi tanti il lavoro precedente di Petagna, che poi cambia gioco, c'è l'anticipo poi di Messias, però il lavoro dell'attaccante ancora qui è stato di ottima qualità. Diciamo, per l'attaccante che deve difendere è una questione molto mentale, cioè di essere predisposto, pronto a ragionare quando il pallone ce l'hanno gli altri, cosa devi fare, come ti devi mettere, perché viene molto più semplice c'è un centrocampista piuttosto che un attaccante. Lo Zan lo sta facendo bene, non c'è alcun dubbio. È un fatto di testa, soprattutto di voglia, di predisposizione. Pure Marquis sta giocando bene, sì. Anche Marquis non sta dispiacendo. E questo è un bel segnale, almeno abbiamo un altro terzino valido. Alla verticale, occhio a Petagna, vediamo se arriva, riesce Tomori a contrastarlo, non c'è fallo, si lamenta Petagna che voleva fallo, prova ad attaccare il Milan, occhio alla spettagliata verso Ibra, è arrivato una qui copertura, fa la deviazione, fallo, cala all'arbitro, tutto fermo, Petagna voleva un intervento irregolare sui danni, situazione precedente. Questa è la copertura del centrale rossonero. Tomori, andrà solo a giocare, Tonali. Palla verso Balotore, ancora Tonali. Balotore. Sì. Stasera vedo bene pure Petagnone. Ciao Ultras Catania, ciao cugino, tutto bene? Forza Napoli, sempre Forza Napoli. E avanti Catania per la Serie A, Dai cugini, dai, prima o poi tornerete in Serie A. Prima o poi, lo so, è difficile, però speriamo. Prima di questa giornata di campionato con la migliore percentuale di parate, 78% per il rossonero, 77% per lo Spina. Primo e secondo della... Vai, grande pallone di Anghissà, vai Lozano! Mamma mia, murato da Tomori. No, da Balotore. Stasera ha preso il posto di Hernandez. Che sì. Krunic, attenzione al Milan che non ci sta, siamo alla mezz'ora. C'è un buco lì. Bravo Kevin, grande Marquis in chiusura. Attenzione. Bravo Marquis. Oh, fallo! Oh. Bello. Bravo Zelischi. Grande Piotr. A me mi fa impazzire un ass, è forte. Lo vorrei vedere sempre in campo. Urtas Catania, sì, per la Serie A, a massimo 30 anni fa, ma tifo Napoli. 30 anni, ma tifo Napoli. In Serie A, forza Napoli. Grande cugino. È normale che tifi Napoli, visto che non c'è il tuo Catania. Tifi per la gemellata del Catania che è il Napoli. Dai Napoli, spaccamo. Ecco, muriamo. Cambia tutto. Cos'hai? Giocare il pallone più poi si lascia scavalcare da Di Lorenzo e arriva l'intervento irregolare. Dai Lorenzo. Ci manca Lorenzo stasera, l'insigne, no? Scontate da parte di Messias nel venire con lo stop dietro al campo. E qui, più eloquente di questa immagine. Alla fine ci scappa un sorriso, ma certamente Di Lorenzo quel duello l'ha stravinto. Bene. Juan Jesus cerca Petagna,
Yeah! Poi testa di Florenzi che allontana. Poi l'intervento di Chessy, tutto fermo, arriva il centro. Mi sembra abbia Di Lorenzo, annuito Di Lorenzo. Sì, Ah. scusate Di Lorenzo, mi sembra che abbia annuito. Ma Insigne ultimamente, sì, infatti è sparito. L'indirizzo dell'arbitro. in questo contratto ha aperto la corsia per Messias. Giallo dunque. Il cambio di posizione per il Milan. Occhi ai saltatori. Ovviamente Ibra. Krunic, Chessy. I due centrali di difesa, Romagnoli, Tomori e poi Brahim Diaz. Questi sono i 6 uomini. Florenzi rimane basso per offrire un'eventuale alternativa a Tonali, che però agita per a lungo. Tutto il Napoli a protezione. 33-28. Parte Tonali, palla Oh, dentro. siamo già a quarta. Florenzi. Mamma mia, Florenzi, mamma mia. Abbiamo vinto 0-2-0 contro i Palermi. Ci credo, stai godendo. Mary, ciao, se ti dono 20 euro mi metti moderatore. Mary, ora siamo in pochi, poi magari più in là può darsi, quando siamo quando siamo, non è per i 20 euro, capisci? Quando siamo più iscritti, volentieri, capito? La donazione deve essere una cosa di cuore, se me la vuoi fare bene, io l'accetto e ti ringrazio, se non la vuoi fare va bene lo stesso, capito? Cioè non è un problema di soldi. Dai, 30 massimo, solo 35. No, ma non importa, ti sto dicendo, Mary, non importa. Moderatore, tanti vogliono fare i moderatori. Per ora c'ho Rino e Giada e vanno bene loro due. Comunque, se vuoi resta qui, fai parte della famiglia, ti senti la partita, ascolti noi, messaggi con noi. Però mi dispiace, ma moderatore non ti posso fare. Ti ho appena conosciuto, poi Ciorrino e cosa. Ciorrino e Giada mi bastano, che poi li devo tanto a loro perché stanno sempre con me, a parte il resto, perché a me sì è bello vedere il Napoli, però qua siamo una famiglia e Rino e Giada sono i primi di tutto, vengono tutti quanti perché siete tutti una famiglia, gli devo qualcosa a Rino e Giada, mi sento in dovere di fargli un regalo, poi gli farò un regalo. Vai Napoli, vai! Comunque se vuoi restare mi fa piacere, se no non lo so, fai te come ti senti, sei libero di fare come ti pare. Mettetevi alla prova voi le vostre conoscenze calcistiche, dove vince anche numerosi premi. Lozano, fa l'intervento di Demme, la posizione di partenza regolare, si gioca, Demme è rimasto a terra. A te ma Sandere, mannaggia la marosta. Occhio all'apertura verso Elmas, dentro c'è Petagna, sostegno Zilinski, tutto largo sull'altro lato Lozano. Ecco Zilinski. Di Lorenzo. Zilinski. Anghissa, altro appoggio, calma, girata Anghissa, si propone per un altro Brachman, non se la sente Anghissa, poi sale la pressione del Milan, ma Zilinski lavora molto bene questo pallone, il corridoio favorisce Di Lorenzo. Io poi gli ho dato Di Lorenzo contro Florenzi, 15 vogliamo, almeno un paio di migliaia. Ah, che cazzo è lì? No, che senti? Mamma mia. Ma era un miliardo Rino e questo è moderatore, ma ha fatto la valigetta chi ne soldi, dai. Ecco questa il possesso per il Milan. Ancora Florenzi servito. Altra apertura, tocco di ritorno. Mary, la Natalia, l'hanno vista piangere. Con Balotture altissimo e tutto a sinistra.
Merita, si chiude, non dove più, sta messaggiando più, t'ha già visto piangere, perché non l'ho fatto moderatore. Per cui allontana di testa, non ci può arrivare Petagna, altro colpo di testa, servire per Diaz, altro giro palla verso Tonali, sale Zilinski per dare un po' di pressione. Non vedevo. Ferma su di lui, ma dentro Florenzi. Ah, grande Rachmani, vai Rachmani, vai Rachmani, non fa passare pizza. Su Krunic, alla fine corner Milan con Rachmani che dice occhi aperti ai suoi compagni di squadra. Ivan Krunic che sì. Sì, che sa che so. Romagnoli, Tomori, i soliti sei. Occhio alla battuta dentro, comodo, si prende il pallone. Esordio stagionale per lui con la Juve, poi sempre titolare in Serie A. Campo all'Ester nell'esordio in Europa League, aveva subito 3 gol nelle prime 10 gare e poi 9 nelle ultime 5 spine. Ovviamente insomma le sue colpe sono relative. È chiaro che nelle prime giornate Napoli subiva molto meno, poi ci si è messo anche il problema non da poco di Koulibaly e la media si è un po' abbassata. Di Lorenzo cerca Petagna, trova una buona copertura a partire Tomori, poi che si allunga questo pallone, Pangelo sta allontanato, Martinez Zilinski può aprire nella zona di Valquin, può correre Lozano su questo lato, Valquin preferisce frenare, sceglie Issa, che si prende qualche metro, Lozano, tra le linee, Vittorio Colella, Vittorio Pumba, buonasera, voglio. Buonasera. Oggi non ci sono Santini che tengono, dobbiamo aggredirli come dei cattivi. Sì, amma fa male, Vittorio Colella, amma fa schiattare capo. Intanto se sei nuovo ti invito a lasciare un like per supportare il canale e a iscriverti al canale, e se vuoi fare una piccola donazione, un caffè Borghetti, un caffè Kimb, una bottiglia di acqua liquida, un Mars, per farlo in descrizione del canale. Grazie fratello. Ma basta solo l'iscrizione e un like, quello è qualcosa in più. Se volete proprio farlo, se la sacca non va pesa, non fate, capito? Buonanotte. E dopo questo mi dicete Napoli, vatti a fare un giro, va, c'è piede destro che fa sul gamba del giocatore, un grande per play. Ecco, immagine chiarissima, nessuna polemica, si accetta la decisione arbitrale, dunque il calcio di punizione per il Napoli. Anch'essa. Bene, fai su di lui, Di Lorenzo, Anch'essa. Gira sul Amici, Roma qui 1 contro 1, buone la doppia marcatura di Palo Pure, diventato anche da Krunic, retropassaggio. grazie fratello mio, quando volete ti invito nel mio ristorante a Napoli, ci conto. Certo, ci vengo molto volentieri, Vitto. Sta a Napoli Centrale, sai, signor. Grazie mille, Vitto. Se sta a Napoli Centrale, io ci devo venire, l'anno prossimo ci vengo. Vai, Ciuchi! Mamma mia, che culo tennis! Abbiamo sempre a partire, vai al Mars. Se sei a Napoli Centrale, io ci devo venire l'anno prossimo. Così mi vengo a mangiare. A fare una bella mangiata da te, Ci abbiamo pure un bel caffè insieme. Fa piacere. Andiamo dalle parti di Pioli. Ci andiamo fra un attimo perché l'anno gestisce così questo pallone, poi chissà. Ci hai mai pensato, i serpenti come a te, la sta tagliata. Vai, voglio che è stato alla fine comune, bellissimo. Intanto Lozano protesta, quindi è stato l'assistente che ha dato. Lozano, non protestato, fai palugiare, tu fai no. Errore banale che si rumoreggiano i tifosi del Milan all'apertura verso Anch'issa, quindi Di Lorenzo, Elmas. Dentro la Petagna ovviamente si propone in sovrapposizione di Lorenzo, alla fine della giocata per Zilinski lancia sul pallone, Zilinski ancora, va sul mancino, Zilinski murato, diventa buona per Lozano, Lozano! Scarsa coordinazione, conclusione. Lozano! Complicato
difficile. Questa è l'occasione di prima, perfetto, stop di testa di petto che manda fuori tempo, Vado Touré, poi ci sarà una doppia conclusione. Questa è la prima Prima Romagnoli sequenza, e poi Tomori decisiva. soprattutto ancora favorito da Juan Jesus, che adesso guarda, adesso gli fischiano fallo, però vedi, è venuto avanti ancora. L'occasione precedente aveva lui conquistato palla e Non ci fischia mai un fallo, infatti, niente ci fischia. Il coraggio in quelle Ecco, uscite, la fallo per il Milan, ha fischiato subito. diventa un fattore chiave. Intanto l'intervento su Brahim Diaz sarà possesso Milan. 40 Lozano non mi sta piacendo, non mi convince, è già un po' di partita. Non è la prima. Si è aperto lateralmente, possibilità per 1 contro 1 con Di Lorenzo che ovviamente deve andare in copertura. Tonali, Zilinski su di lui. Tomori. Romagnoli. Ancora Tomori decisivo. Un paio di minuti fa, sulla conclusione di Lozano. Va verticalmente. Trova lo stop, orientato, preciso di Krunic, altra apertura, Vado Touré, il giocatore del Napoli, Rachmani, fermo a terra in area di rigore. E poi alla fine arriva il fischio dell'arbitro. fallo libero. Assolutamente. Fallo di Ibra, oh. Che Oh. 2 secondi prima, Rachmani. Che adesso vediamo, era giù perché c'è stato un contrasto con Ibra. Sto a Marcianise, provincia di Caserta. Quando volete, pizza fritta e zizzona di Battipaglia, la specialità da Vitto Pumba. Grande, mamma mia. Allora ci vengo sicuro. Allora ci vengo sicuro, frate. Ci vengo sicuro. E grazie mille per l'ospitalità. Ovviamente i papa, non ti preoccupare, Vitto, i papa, se vengo lì. Comunque grazie per l'ospitalità. Poi ci pigliamo un bel caffè assieme. Una bella sfogliatella prima la sfogliatella, poi un bicchiere d'acqua e poi un caffè, come siamo noi napolitani. Secondo tempo, per me fuori Lozano e dentro mettere al posto suo un asse. Sono d'accordo, Rino, anche io. Anche io, perché un asse è più funzionale, un giocatore che ti inventa la giocata e che mette in crisi le difese avversarie. Secondo me deve entrare un asse. Deve entrare un asse. Lozano non lo vedo in palla stasera, ma già è da tempo che gioca così. Attenzione. Dai. Grande Juan Jesus. Perfetto l'intervento di Varelli che ci ha spiegato che gli ha fatto il gioco era già fermo ed era stato fischiato il calcio di punizione quando la mano gli ha tolto il terreno. Bravo Napoli. Bravo Napoli. Grande uscita di Juan Jesus. Bravo Napoli. Grande Napoli. Amore. Il conto alla rovescia è iniziato. Nuovo Kia Sportage, l'ispirazione senza limiti. Kia, movement that inspires. Fai felice la famiglia con Sky Wi-Fi. Passa a fibra 100% fino a 1 giga. Hai il massimo della Bravo Juan Jesus, bravo Rino, l'ha detto bene, mamma mia. Dobbiamo stare attenti a quel giocatore, a Zlatan, perché Ibrahimovic è il più pericoloso. Caffè Bricco, ora vado pure io. Il più pericoloso è coso, è Ibrahimovic. Perché lui di testa, i cross, dobbiamo stare attenti a non far crossare troppo, perché Ibrahimovic è pericoloso. Diego Cuorazzurro, buonasera Diego Cuorazzurro, forza Napoli sempre. Se non sei iscritto al canale lascia un bel like e iscriviti al canale, fratello partenopeo, che stiamo scattando a casa. Napoli è tornato e un Napoli è tornato a segnare. E un Napoli vince stasera, vince o pareggio, non mi aperto. Oggi no, ci sono io, oggi no. Grande il Massi, decisivo con lo Spartak e oggi sta facendo, no con lo Spartak, con l'Esser e oggi sta a fare una grande partita. Gabriele Fioretti, napolese simpatico, grazie Gabriele, grazie mille. Lascio un like e iscrizione al canale, fratello mio. Forza Napoli, a bocca, mozzarella e battivaglia, a bocca, zizzone e battivaglia, a bocca. Guarda, che la fa tutta a bocca, tutta buffa i guanti, è proprio da far diventare un capibbo. Sì, è bello, simpatico, sei una brava persona, sono sincero. Grazie Diego, anche te, ci conosciamo, però
virtualmente, siamo tutti così, siamo una famiglia qui. Sul mio canale siamo una famiglia, si scherza, si ride, si vive per il Napoli, perché il Napoli è la nostra vita. Che sia? Alla fine del mondo è tutto il capo. Lui è un Napoli. La pubblicità, se non visti qua c'è un Luca. Pesce e pesce, po. Voglio fare pesce e pesce. C'è questa cosa là, fa un pesce e pesce con coso, con il mas. Ma pure lei sei simpatico, eh? Sì, è vero, molto simpatico. Venga sempre le stesse cose, non ci fate caso. Ha già letto già 5 volte. È così. Gabriele Fioretti, quando è il tuo compleanno? Il mio è già passato, è stato il 3 dicembre, Gabriele. Il 3 dicembre, ho fatto 34 anni. Sono vecchio, sto diventando poco vecchio. Vabbè, facciamo, passa per tutto quanto. Prima o poi tutto quanto ce ne abbiamo a che lato mondo. Ciao Marco, ecco il mio amico Marco. Buonasera Marco, come stai? Rimane a fare pure domani vado pure a lavorare appresso, ragazzi. Una volta io comincio. E 5 la mattina, una volta. Mamma mia, che dolore di capo. Bisogna fare sacrifici nella vita, purtroppo. È così la vita. Senza soldi non si cambia una messa. Tutto bene, grazie. E tu? Bene, stanco. Sono stato molto stanco questi giorni, infatti non ho portato nulla e mi dispiace tanto non aver portato contenuti perché comunque i miei iscritti, i miei follower si aspettano qualcosa da me. E io mi dispiace di avervi delusi, se non l'ho fatto è perché avevo impegni, ero impegnato con il lavoro, però vi voglio bene ragazzi, vi voglio bene, questo è l'importante, siamo una famiglia, come ho detto, ci guardiamo le partite quando posso, porto le live, porto i video. Ciao Bubu, come stai amico mio? Tutto bene? Anch'io ti voglio bene, anch'io. Mi dispiace perché poi ho visto anche il tuo commento, Bubu, dove avevi detto che volevi, sono cattivo, volevi la live, lo so, mi sono sentito anche un po' in colpa quando ho letto il tuo commento, però purtroppo non ce la facevo, non ero in condizione di poter fare la live, capito? Spero che capite almeno su queste cose. Anche io ti voglio bene, Bubu. Pietro Caluppo 3-1 Napoli. Speriamo Pietro, grazie mille, speriamo bene, amico mio. Ma scusa, dobbiamo continuare così anche nel secondo tempo? Sì, assolutamente sì. Perché Napoli sta giocando bene, abbiamo più possesso palla, ora sto vedendo la grafica del Milan-Napoli, 52% di possesso palla leggermente, un tiro in porta, un gol, loro 0 tiri in porta, 6 totali e loro 4. Partita che stiamo dominando noi, abbiamo fatto più del Milan, certo che Ibrahimovic all'avanti qualcosa può capire, è pericoloso, però bravi Ramani e Juan Jesus che non hanno fatto fare un cazzo a Ibrahimovic, a parte quel colpo di testa. Poi il Milan lì avanti che cosa ha fatto? Ramani e Juan Jesus hanno contenuto bene l'attacco del Milan, benissimo così, bravi ragazzi, continuiamo così, facciamolo male, forza Napoli. Tutto bene, grazie. Infatti ti ho chiesto che fine avevi fatto, ma non ho sentito. Tutto ok, amico. Tutto ok, amico mio. Tutto ok. Mariano, buonasera. Buonasera, Mariano. Come stai? Ciao Napoleone e tutti presenti. Niente, voglio. Un Napoli sta vincendo, queste sono cose importanti. Ci siamo ritrovati. Questo è ancora più importante. Vai Napoli, vai. E spero che tutti voi state bene in salute, le vostre famiglie, che questo è ancora più importante di tutto. Vai Napoli, vai, che facciamo male, che facciamo male. Ciruzzo Ferrara e la Leotte. Che state dicendo? Fammi sentire un po'. In diretta, il Napoli ha fatto tantissime occasioni e Senza. proprio da questo fondamentale. E quindi in questa circostanza si sono fatti trovare impreparati. Tu parlavi di coraggio. Sì. Io direi
personalità. Personalità, giusto. Il Napoli di personalità. È entrato in campo di personalità e dopo 4 minuti l'ha sbloccata con Zielinski dal calcio d'angolo. Ma ricordiamoci ragazzi, perché se te vai a vedere le statistiche di Zielinski, ne parlavano da poco su DAZN, no? Zielinski 5 assist e 5 gol. Giocatore fondamentale per questo Napoli, è fondamentale, perché c'è sempre il suo zampino, quando non segna c'è l'assist suo, è sempre presente, lo vede ogni tanto scompare, c'è la partita dove scompare dal campo, ma poi all'improvviso vedi quel lampo di Zielinski dove ci mette lo zampino per l'assist o quantomeno fa il gol. C'è sempre, ragazzi, è importantissimo per il Napoli, Piotr. E io l'ho detto, per me è un giocatore fenomenale, quando è in forma è tanta roba. Grande Napoli, comunque anche il Mas, bel gol, anche il Mas mi sta piacendo, cioè io l'ho criticato il Mas inizialmente, non lo ritenevo un ottimo giocatore, un giocatore così, però invece sta dimostrando di essere un buon giocatore, perché quando viene chiamato in causa il suo lo sta facendo, ha segnato anche oggi dopo aver fatto la doppietta con l'Ester. Napoli, hai paura dell'Inter? Se dovesse essere sincero la vedo dura, tu sai però cosa amico. Sì, Bubu, l'Inter è superiore a tutte, l'Inter vince per me l'Inter vince il campionato, per me l'Inter rivince il campionato. Noi possiamo giocarci un posto in Champions, ripeto, l'obiettivo del Napoli è la Champions, però ci sono altre squadre che lottano con noi. La partita ancora non è finita col Milan, non diamo per morti il Milan, perché il Milan sappiamo che ha le qualità e noi sappiamo che quando abbiamo tante assenze nel secondo tempo fatichiamo, caliamo un po'. Per questo io voglio dare sempre fiducia al Napoli, spero di portarla a casa, però ragazzi ci sono sempre altri 45 minuti, però sono certo che il Napoli si lotterà il posto per la Champions e secondo me azzardo pure a dire che potremo entrare fra le prime 4, però attenzione sempre, occhio sempre a quelle che sono dietro, Juventus, Atalanta, Roma e ci metto anche la Fiorentina che sta facendo un grande campionato. Daniel, solo perché ce l'hai al Fanda Calcio. No Daniel, lo sai anche te che Zielinski è fortissimo, dai. Non puoi dire così, lo so che sei interista e guardi la tua classifica, l'Inter è forte, che per me l'Inter vince il campionato, però deve essere obiettivo. Zielinski è un grandissimo centrocampista, se sei obiettivo lo scrivi, lo dici anche se sei interista. È come io che vado a dire che l'Inter per me è la più forte in Serie A, perché così è. Ciao Rina, amico mio. Forza Napoli, sempre Forza Napoli. E il Massa ha solo 22 anni, diventerà fortissimo, penso. È forte, ha ancora un futuro in avanti, appunto perché è giovane e ha ottime doti e sta dimostrando il suo valore, partita dopo partita. Anche perché il Massa giocava poco, ha giocato sempre poco. Ora, quando è stato chiamato in causa, il suo lo sta dando. È un po' lento a volte nel fraseggiare con il pallone, voler driblare, a volte si incanta un po'. Deve migliorare un po' qualcosa, è ancora impreciso in qualcosa. È ovvio che alla sua età può solamente crescere e far bene. Partita dopo partita lo farà, secondo me. Va bene. Zielinski quando è al 100% fa la differenza. È fortissimo. Per me è fortissimo. Gabriele Napoleone, te lo ricordi? Edureia, allenatore della certo. Edireia, certo, perché me lo ricordo, certo, in Serie C, me lo ricordo sì. In Serie B pure. Anche in Serie A, sì, ci ha allenato anche in Serie A. Me lo ricordo. Un vecchiario. Che spettacolo! Ha segnato Scarpesimo Sport, il nuovo modo di vivere il calcio. Scopri di più su www.scarpesimo.sport.
Sono preoccupata per nostra nipote. Dovrebbe usare di più, ma ti ricordi come eri tu? È ora di distinguersi. Nuovo Alfa Romeo Stelvio GT a dicembre, gamma Stelvio da 299. L'unico problema di Zelinski è la discontinuità, è quella, sì, è quella. Però quest'anno è più costante, Rino, quest'anno è veramente più costante. Io ti posso dire che ce l'ha fanno a calcio e la media voto di Zelinski è alta. Quest'anno sta facendo veramente una grande annata, tra assist e gol, appunto lo diceva prima Dazon, 5 gol e 5 assist non sono pochi. Il campionato, siamo a metà campionato e per un centrocampista sono ottime doti. Zelinski poi sappiamo che varia tra trequartista, centrocampista, poi non ha giocato nemmeno tutte le partite se non mi sbaglio, perché ha avuto problemi con il Covid, qualche volta è stato infortunato, squalificato. Per questo secondo me è ottimo quello che sta facendo. Gabriele Napu, scuola, eri bravo o eri chiassoso e disco? Facevo casino, guardavo le donne, facevo casino, non me ne fottevo niente. Perché stavo là? Bubu, Napo, ascolta, puoi dirmi il tuo parere sincero su Cragno? Cragno è un bel portiere, è forte secondo me, è un italiano, è uno dei portieri italiani che abbiamo di più valore, è veramente un bel portiere. Io vedo alcune partite del Cagliari, ma non mi sembra forte, però dicono tutti che è forte. Per me è forte, Bubu. Gabriele Ferretti, Napoleone, non hai caldo con lo zucchetto? No, mi mantiene la testa calda, mi fa pure ragionare il cervelletto, però è meglio tenerlo perché ho i capelli un po' scongiurati, come si dice, un po' come gli spaghetti, me li devo andare a tagliare, capito? Sembra brutto mettere i capelli a spaghetti. Dopo le prime partite, Bubu Cragno secondo me è forte, peccato che anni fa rifiutò il Napoli. Sì, è stato un peccato perché anche secondo me Rino è forte. Cragno è un bel portiere, bisogna dirlo. Non guardiamo solo in casa nostra, ma guardiamo pure quando viene da giudicare un altro giocatore di un'altra squadra, dobbiamo dare la giusta motivazione, i giusti meriti a chi merita, come così l'Inter di essere primo, come così Cragno che è un bel portiere. Simone Verde, buonasera, mi dite un sito dove vederla dal vivo? Non lo so. Se vuoi restare qui, Simone, volentieri ti ascolti la partita. E poi se sei andato qui, lasciami almeno il like di supporto o l'iscrizione, anche se poi non mi si lo fai piacere. C'è DAZN, infatti, DAZN, l'unica posto dove vedere. Per chi non lo sa è DAZN, però chi non ha DAZN i siti, ragazzi, non posso dirvi niente io. Vi aspetta tutti e poi va. Tutti tranne io, che arriva adesso. Presto. Ti invito ad accendermi in casa di magia. Ma c'è tutto proprio il settima a Rossacca Simona che non è a pagamento, fratello, lo so, vorresti qualcosa, però io non vi posso consigliare nulla perché non posso, pure perché io ho DAZN, cioè io la guardo su DAZN, non vado sui siti così, capito? Rino, ma se retrocedono il Napoli può comprarlo? Aspetta, Rino, ma se retrocedono il Napoli può comprarlo e vendere Meret. Comprarlo e vendere Meret. Non capito che sia. Bubu, non credo che si abbia intenzione di cedere Meret. Anch'io non penso di cedere Meret. Infatti non penso perché il Napoli debba cedere Meret. Il Bubu ascolta e poi volevo dire una cosa, visto che Papu Gomez si è proposto al Napoli, io vorrei di più Deulofeu, che dici? Deulofeu è più giovane,
Su questo sono d'accordo. De Lofeu è più giovane. Però se alla fine De Lofeu non viene, anche Papu Gomez non mi fa schifo. Però De Lofeu è più giovane. Deve avere un po' di qualità lì sulla tre quarti. Perché comunque abbiamo detto che nella fase centrale del primo tempo, quando è riuscito il Milan ad arginare i 10 minuti fatti bene del Napoli e a mettere sotto pressione la squadra dei Spalletti, quando era il momento di fare scelte importanti, decisive, non c'è riuscito. Cosa deve fare Napoli invece per possibilmente chiudere anche questo, lo dice fra un attimo, anche se poi Zilinski è perfetto, Di Lorenzo rischia qualcosa, fanno un po' colpa, arriva comunque Elmas che fa un gran lavoro, riesce a tenerla lì, la pressione di Tonali, il pallone poi si arriva verso Petagna che fa benissimo quello che sa fare. Magari, Rino, Il magari. centro Boa e apre verso Malqui, quindi ancora Petagna che viene incontro e gira nella zona di Lossano. Che cosa deve fare il Napoli per evitare di farsi schiacciare troppo, per ritrovare la pericolosità che si è vista negli ultimi minuti del primo tempo? Allora, il Napoli ha difeso bene quando era il momento di difendersi. È chiaro che per allentare la pressione deve fare quello che ha fatto alla fine del primo tempo, cercare di avere qualche strappo e scegliere con lucidità in quei momenti lì. Perché se dovesse mettere spavento al Milan, se dovesse spaventare il Milan, è chiaro che poi la pressione che per forza di cose dovrà mettere la squadra di Pioli potrà subire qualche contraccesa. Il tocco di Elmas, però non è uscito dalle rimesse del Napoli. 100 secondi sul cronometro di questa ripresa. Pioli è già pronto con le sue indicazioni. Sì, Rino, però è vecchio il Papu, ha 34 anni. Infatti, se dovrei scegliere tra Papu e De Lofeu, scelgo De Lofeu proprio perché è più giovane. Per quello. Si sa che il Papu Gomez è più forte, secondo me è più completo di De Lofeu. Però De Lofeu è più giovane, ti può fare più anni, ti può ancora giocare di più. Papu Gomez è nella fase calante della sua carriera, capito? Il meglio di sé l'ha dato già. Quello sicuro ci può dare una mano, come dice Rino. Se proprio non può venire De Lofeu, allora ti viene il Papu che vuole venire, perché no? Lo prendi uguale, no? Un giocatore in più ti dà una mano, capito? È sempre un giocatore in più e che poi è un giocatore di valore, non è che va a prendere un giocatore qualsiasi, capito? Un giocatore che conosce il campionato di Serie A e che poi sappiamo cosa ha fatto in Serie A. Guarda Piotr, mamma mia, peccato, che aveva combinato. Perché Zilinski si era giocato alla grande, aveva scelto il primo dribbling ed era ancora in controllo. Poi Florenzi. Doveva darla lì, ha sbagliato. Mamma mia, Ospina che parata. Grande David, così. Grande David. Ale Napoli, ale Napoli, ale Napoli, ale Napoli, I 6 saltatori rossoneri. Con Tomori ormai arrivati dietro, con che sì che va sul primo palo, che la battuta dentro, la testa di Petagna che allontana, quella di Lozano a perfezionare, Messias che prova a coordinarsi, anche lui sceglie il colpo di testa. Uscino una palla capazza per te. L'ultimo uomo, sceglie il proprio portiere. Napoli prova ad uscire. Che parato. Colpo di testa da allontanare, diventa buona per il recupero di Achmani. Quindi Di Lorenzo aperto verso Elmas, cerca Zilinski ma non lo trova un'ottima copertura da parte di Tomori, buono il senso dell'anticipo, il tentativo di proiezione verso Brian Diaz, Jesus, prezioso anche stavolta Zilinski, poi la testa di Donani, grande il Mas, bravo chissà, però tu cazzarato, mannaggia chissà, hai fatto tutto buono a parte l'ultimo passaggio che era importante. Di Lorenzo, ancora il 99 del Napoli, prova a salire uno contro uno con che sì, che lo disturba, non c'è fallo nemmeno stavolta a sorridere sono i giocatori del Milan che possono attaccare con Messias. Ospina, presa bassa, comoda, pallone
pallone che gli è rimbalzato davanti, quindi qualche rischio c'era, ma stava attento. E va subito per verso Lozano, il colpo di testa di Battuturi, ma c'è ancora la possibilità per Lozano. Sta arrivando anche Malqui, posizione centrale per Petagna, fra le linee. Bello! Petagna. Ma Petagna, mannaggia miseria, quanto si lento! Quanto cazzo si lento! Quanto cazzo si lento! Che parata! Poi macchinoso Petagna. Macchinoso e veloce lui, si era voluto mettere sul sinistro. Maronna, batte, ma Spalletto! Chiamano un macchina a Petagna! Fai entrare a Ciruzzo Mertenzi, che chi se ce la faccio? Ce la faccio. Se Rosimene già si è mangiato tutta la terra. Tonali da spalla. Lo spinge, lo za. A cercare Rachmani con Jesus. Petagna. Ok, Ramani. Petagnone, non fare il coglione. Andiamo Petagnone. Tira il Castagnone. Apertura per Messias. Va col bacino profondo a cercare Ibra Ospina. Grande presenza di Ospina. Sì, grande presenza. Il 5, il 5, così che una volta scambiato con Rachmani. Sei fortunato ad avere un Adamino come Rino. Infatti lo so, Bubu. Lo so bene. Conosco la persona, per fortuna, non dal vivo, mi farebbe piacere un giorno di poterlo fare, però conosco la persona, l'ho conosciuta anche in live e so che persona è. Per questo è il mio moderatore, lui è pure già. Non è che le ho scelte per caso così. Di niente, Rino, più. Mamma mia, non fate tirare, Messia, non fate tirare. Ti facciamo tirare, non lo fate tirare. La toccata di Lorenzo, forse sì. Si è spazientito e ha chiamato immediatamente la lotta a Spalletti. Per lui uscirà però Demme, evidentemente serve un aiuto alla vista per gestire meglio dei palloni in mezzo. Serve una certa qualità di palleggio che lo può dare, il suo masterpiece, il suo capolavoro è stata la partita contro la Lazio, dove ha giocato veramente. Sei tra i miei youtuber preferiti, Asso sì, Roma è il mio preferito. Grande Bu. Grazie. Grazie Rino. Comunque saluto Giadina, anche se non ci sta, non c'è oggi qui, la saluto. Alberto Vitali, buonasera. Lascia like. Iscriviti al canale. Condividi. Vaddi pur peggio. Mi frate, yeah! In qualche modo deve essere sottolineato perché il momento è complicato per entrambi. Quell'intervento è falloso e lungo il calcio di punizione per il Napoli. Proprio sul nuovo entrato, lo bocca. Eccolo, botta. La botta. Lo bocca. Elmas. Lo botta ha preso il posto di coso, di Demme. Prova subito Lozano. Occhio a Petagna. Lozano. Grande Lozano. Bello. Palla fra le gambe di Krunic, apertura per Malqui, cross in mezzo. Mamma mia. Non sbaglia, vediamo che arriva per primo. C'è l'imbarazzo della scelta, alla fine va Anghissa. Anghissa. Retropassaggio, e poi giro palla, che torna addirittura dallo Spina. E Spalletti che prima ci dicevano nervosito a Mordocampi, Napoli sa che per gestire questa partita lo deve fare anche nella gestione del pallone con ancora una volta Zielinski che si riesce a lavorare bene. Vai, Piotr. Bello. Petagna servito, Acchiello che si propone, altra apertura sempre verso Zielinski, sta salendo Anghissa. Zielinski temporeggia ancora sul mancino, poi con destra prova a servire. Piotr, facci vedere la giocata, Piotr. Mamma mia. Prova a far ripartire subito il Milan con Chessy, deve andare a Anghissa in quella zona. Tonali propone subito un angolo.
Mamma mia, mamma, ci uscire pazzi, mamma, faccio uscire pazzi. Straordinaria spinta adesso dei tifosi del Milan, continuano a cantare, però va sottolineato anche i tantissimi tifosi del Napoli. Il terzo anello verde è pieno per 3/4, quasi tutto, e immaginiamo che poi ci siano anche altri tifosi del Napoli mescolati negli altri settori, insomma, una cosa bellissima. In una cattedrale come questa. Il Milan abbiamo parlato del Napoli che si rischi di quanto tecnicamente sia determinante, al Milan manca anche Brahim Diaz. È stato che sia. Buonasera Destrox, amico mio, buonasera. Napoliello, metto like alla live subito, grazie Destrox. Sono tornato per bench, siamo tornati per vincere, è tornato Napoliello, è tornato a vincere il Napoli. Ancora non è finita, però porto bene, dai, porto bene. A Napoli va. Come stai Destrox? Come stai? Grazie per il like, come stai Destrox? Se la prende comoda. Petagna prolunga. Palo Touré, poi Romagnoli, per andare verticalmente, Ibra, Mistare. Che sì, a prolungare. Lo bocca. A spazzar via. Tanto Pietro Rigana va ovviamente a verificare le condizioni del 13 del Napoli. Rivediamo qui il contrasto con Armani. Ovviamente non si scherza mai con la parte alta del corpo, con la testa. Quindi è doveroso fermare subito il gioco. Eccoli qui, i tifosi del Napoli. Questo è proprio il terzo settore della curva nord, il terzo verde, pieno per 3/4. Veramente grandissimo numero di tifosi del Napoli questa sera. È bellissimo colpo d'occhio ovviamente anche da parte di tutto il resto dello stadio, davvero un'atmosfera fantastica con tutte le prudenze del caso, insomma. Si vede ovviamente tutta la pressione internazionale che c'è. È bellissimo essere in tanti qui, ovviamente è doveroso farlo col massimo della prudenza possibile. Petagna prova a prolungare questo pallone, arriva Florenzi. Vediamo. Ancora l'appoggio di Tomori verso il proprio portiere. Rimanendo Zilischi sulla stessa linea di Petagna. Occhio alla sventagliata profonda. Avrebbe fatto ribalzare Armani, Ospina. Qui il Milan ha cercato l'1-3, diceva il grande Carlo Mazzone, cioè, prova a saltare completamente il centrocampo, passando dalla zona 1 alla zona 3, riuscita a chiudere con buona sicurezza, ma qui aperto nella zona di Petagna, copertura efficace. Grande Napoli, vai, siamo al 58esimo, 1-0 Napoli, 1-0 Napoli, grande Napoli, sta facendo un mazzitante a tutti quanti rossoneri, ai 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 ai, te fa male un mazzo, ha segnato il masso e io sto godendo, mi fa male tanto, fatto gol nel masso. Ma no, lo va. Vai Napoli, Shakhtar Ucraina. Sceglie ancora una volta il proprio portiere. Facciamo male. Pronto per il rinvio. Mamma. Ibra sfiora nel duello con Rahmani. Bravo Ramani. Oh, fallo. Bravissimo qui il difensore del Napoli perché ha recuperato. Bravo Ramani. E poi Il duello fisico, insomma, riescono a tenere. Ibrahimovic, che è successo? Non stai giocando? Che? Ma che stai facendo? 4 gol nelle ultime 5 partite prima di stasera contro il Napoli per Ibrahimovic, ecco, doppietto. Ma vai, Zelu, bello! Mannaggia la miseria, ma Petagna deve uscire, non ne piglia uno. Andianze verso la porta avversaria. Deve entrare Mertens. Zilinski recupera il pallone, un po' confuso qui il Milan. Zilinski
Bello. Bello, vai, vai. Vai! Mamma mia, che ha pigliato. Tomori, che cazzo ha pigliato. La mano è cresciuto tanto, tantissimo, Rino, veramente. Dal difensore. È da qualche minuto che Pioli sta conversando con Olivier Giroud, adesso ha chiamato se anche Salmacher, quindi probabilmente saranno questi i suoi primi cambi. A Giroud ha indicato più o meno da tre quarti la zona compagna in questo momento a Brahim Diaz, chiedendogli di lavorare anche lì per la squadra. Prova a salire Juan Jesus, palla verticale, cercare Petagna, anticipo di Romagnoli, dopo che ha anticipato da Chessy, palla che deve fatta rimbalzare, prova a fare anticipo di Brahim Diaz, possibilità ancora per il Milan che prova, Lorenzo con calma, allontana, arriva Zielinski, poi scivola. Ah, no, questa no, mannaggia. Bravo, bravo. Dai, dai, mamma mia, mi piaceva prendere il palloncino, invece te lo servizi da solo. Quindi sul pizzo. A quel servizio. Povero Ibrahimovic starà soffrendo. Ai Giroud. Giroud. La presenza di Giroud, l'uscita di Brahim cambia totalmente, poi cambierà anche il modo di attaccare. Tanta attenzione. Giudicato regolare, questo intervento prova Tomori, si coordina, disturbato dalla bocca, palla verticale, Rachmani. Calcio l'angolo. Fuori gioco. Di Brahim Diaz. Però Napoli molto fuori gioco di Diaz, sicuramente si sarà arrabbiato perché ha perso un pallone veramente in maniera banale. Bravo Tomori e poi sì, fuori gioco di Diaz, meno male. E dunque Zielinski qui collabora con il direttore di gara che sceglie la via del dialogo. Allora, doppio cambio. Hanno dato poco, sottolineando soprattutto Brahim Diaz per caratteristiche, cioè ancora c'è un giocatore più di sostanza, Brahim Diaz deve dare la qualità e non c'è riuscito. No, anche perché se Krunic all'interno della partita, diciamo, ce lo ricordiamo anche per aver, ripeto, toccato qualche pallone, provato a lavorare, poi Brahim Ciso in fase offensiva, però Brahim difficilmente ci ricordiamo un duello vinto, ok? In questi primi 60 minuti. Vi ricordo che sulla nostra app, a proposito di Salmacher, c'è l'intervista di Federico Sala, l'uno contro uno, assolutamente da non perdere. È una delle tante che potete trovare, le rail da cui usare nell'app di DAZN. Possesso per Valo Touré, uno contro uno con Lozano, palloso, campo di posizione per il Milan. Non ha avuto dubbi arbitro. Adesso come cambia il Milan con le due punte di peso? Nel senso, può arrivare più direttamente. Potremmo anche Florenzi, che sta facendo bene, potrà fornire qualche cross in più, perché l'area sarà ancora più occupata, perché ci si può arrivare anche un po' meno col gioco, magari provare anche a giocare un po' meno sulla tre quarti, provare a tirare sul Torretto numerica anche sugli esterni per mettere dentro qualche pallone. Lozano difende questo pallone sull'assalto di Messias, preferisce appoggiare il momento della zona di Di Lorenzo. Prova a salire nuovamente Lozano, cerca il corridoio ma non lo trova, voleva Zielinski, alla fine ancora con l'aiuto di Anghissa recupera questo pallone, palla troppo lunga per Zielinski, il petto di Romagnoli, duello con Tonali, Zielinski tiene la posizione alla grande, vince questo duello Zielinski, apre verso Lozano, si sarebbe dal qui e infatti viene servito. Può prenderlo Valtouré, Malqui, uno contro uno, cerca il fondo. Ah, Malqui dove rossa prima, mannaggia. Adesso grande. Nino, perché c'è sempre un giocatore di esperienza nel Napoli e KK. Peccato si è infortunato, però Juan Jesus lo sta sostituendo molto degnamente. Si sta facendo una grande prestazione Juan Jesus, ma non è la prima, non è la prima. Grande Jesus, grande Juan, grande Jesus, grande Juan. Anche Marquis sta giocando bene. Zielinski dalla bandierina, 65esimo sul cronometro, Milan 0, Napoli 1. Vai, vai.
Lozano. Funziona a Messias, bravo Lozano, bravo Ciucchi, Viene chiuso, provato. bravo Ciucchi. Rimessa Milan. Pronto a battere la Florenzi. 20 sul cronometro in questa ripresa. Alla profonda su Ibra. Anticipato da Rachmani. Il petto di Petagna. Lozano, Anghissà. Ancora Lozano. Elmas. Di Lorenzo. E comunque Brahim Diaz, adesso parlando della presenza di Giroud, in fase di non possesso ha aiutato il Napoli, continua a giocare, quindi Giroud dovrà essere chiamato anche a dare una mano all'iniziazione del Napoli. Elmas lavora bene questo pallone, riapre verso Lozano che tocca sulla bocca, nuovamente Zilinski dentro Lozano, pensa al tiro, viene murato, poi Anghissà vince l'astuzia questo duello, Anghissà doppio passo, Vai. alla morbida a cercare qualcuno, sfiora Tonali, c'è De Kerz, prova a far uscire nuovamente Giroud, Francesca e nuovi arrivati, l'intervento di Valqui, arriva la segnalazione, arriva anche il giallo per Valqui. È giusto perché l'accelerazione di Salvatore aveva sorpreso Valqui, ha provato ad arrangiarsi, l'esterno è troppo evidente. Secondo giallo, sicuramente non cattivo l'intervento, ma calcola la posizione, no? Tentativo di partenza del Milan con Sanchez, questo ha portato avanti al tiro fuori giallo. Secondo giallo per il Napoli, i due esterni di difesa di Lorenzo prima e adesso Valqui. Tecnicamente, magari se lo sentiremo più tardi, lo confermerà, si tratta di spazio, non se le potenziali, certamente non era un intervento cattivo, ma era il tipo di situazione che ha portato l'arbitro a tirare fuori il giallo, perché poteva diventare un'azione interessante quella del Milan. Così come Ma Lozano mi sembra sta giocando in una posizione più centrale, dietro la punta. Sta giocando malissimo Lozano. No, è sulla fascia Lozano, però si accentra pure, Rino. Napoletano Sbarazzi, buonasera. Iscriviti al canale se sei nuovo, lascia like. Un saluto da Gorizia, grande frate, grande, un saluto a te e un abbraccio e forza Napoli sempre. Mamma mia, Milan vicino al pareggio, Messias, mamma mia. Juan Jesus si può fare un salto di qualità. Sta giocando bene, La preparazione è stata ottima, è rientrato con qui la giocata sulla bocca, sempre col piede mancino e cercato il palo lontano. Ospina, pronto per il rinvio, è qui ovviamente. Ovviamente Juan Jesus non è Koulibaly, però che rischio il Milan con Messias. Vai Petagna, vai. Girala cazzo, ma che cazzo fai? Che c'erano due di là, Petagna, porca puttana. Buonasera Ersilia, ciao Ersilia, come stai? Buonasera, forza Napoli. Juan Jesus. Elmas cerca il blitz. Bello. Palla larga verso Di Vai Lorenzo. Giovanni. C'è il Petagna che si propone, c'è anche Lozano, stanno salendo tutti, anche Elmas non se la sente di affrontare Di Lorenzo, quindi Anghissà aperto per Lobocca, giro palla del Napoli su Valqui, va a prendere il 56 Rossano. Vai Malqui, vai Malqui, vai Malqui. Eccolo. Ancora sembra che su di lui, altro giro su Anghissà, si apre Di Lorenzo, senza fretta, Anghissà, Lobocca. Alla fine la soluzione più facile è la più lunga, la più larga, quella verso Valqui. C'era Lozano, potrebbe da servirlo prima, ancora Lobocca, quindi Anghissà, Elmas, Florenzi su di lui, 1 contro 1, si accentra, cerca il numero, Elmas, fino in fondo Elmas. Ma grande il Masso, vai Malqui. Mamma mia. Si va a lottare per questa entrata. Bravo Malqui, stai guardando buono, vai. Basta. Basta. Lasci pazzo, ma lasci pazzo, ma lasci. In verità dico Juve, ma il mio cuore rimane a Napoli, grande napoletano. Devi ti pare Napoli, devi simpatizzare almeno Napoli.
sì, Juventina. E di Napoli, un cuore azzurro, è il più bello del mondo. Ragazzi, lasciamo like, dai, supportate, condividete la live. Vai Giovanni, vai Di Lorenzo, bellissimo lancio a cercare il Ciuchi Lozano, che è anzi è il Massi che sta facendo una grande partita, mi sta piacendo un casino stasera. Oltre il gol, grande prestazione. Che sia spinto anche sa, pulizia. Sacchiani che sì, è palle. E poi il Napoli sta vincendo grazie a Napoli. È tornata la vittoria grazie a me, A proposito di quello che dicevi di Zilinski, la nostra chat. È stato una vittoria, è stato un anno. Ci dice che è il primo giocatore del match per occasioni create. Il primo giocatore del Napoli per palle recuperate, ben 6. Non ha fatto solo qualità, ma ha già quasi corso 7 km, 500 metri in più rispetto alle due prime 17 giornate al minuto 65. Io non so come faccio, non lo so, chiaramente con il GPS, però è un dato importante perché è quello che clinicamente abbiamo raccontato. C'è un mix di qualità e però anche di prestazione fisica veramente clamorosa di Zilinski. Lorenzo, bravo Ramani. lo sanno che produca. Anche sa ci mette la testa. E chi è morto e palla là. Mi scelta la capa anche sa. Petagna. Non si vuole complicare la vita a Ospina. Mamma mia Petagna, mamma mia. L'esperienza del caso, senza fronzoli, concedere rimessa laterale al È un'ottima prestazione al di là del risultato, veramente Rino. Sì, io sto stressato per prendere il cucciolo di Beagle. Siamo partiti venerdì sera per l'Ungheria, andata al ritorno senza sosta e che piace a me. Ti credo, ti posso capire. Sì, ti posso capire. Sullo viaggio è una rottura. Voglio. C'è la bocca su di lui, occhio all'apertura larga, deve scalare dal qui, ma dentro c'è lui. Massa, che cazzo? Attenzione, voglio. Giroud, mamma mia, alto, meno male. Ho iniziato a guardarla, speriamo bene, dai. Sempre comunque forza Napoli, sempre al di là del risultato. Mentre tanto la ripresa d'azione, sì. Quando è Ibra e Giroud dentro l'area, secondo me non hai bisogno di calibrare il cross forte. E come ha fatto Messias, bisogna mettere anche lento, perché poi ce la vanno a prendere loro la palla, sia Ibra che Giroud. Quindi c'è la potenza che la mettono loro, se serve. Ma secondo me anche la presenza fisica e il tempo sul pallone non hanno bisogno. Insomma, Ibra il primo tempo è andata a cercarselo sul cross di pallo pure. Anche se gliela metti morbida, loro non la vanno a prendere. Io non gioco più con la partita, il colpo di testa nel primo tempo e poi l'occasione nella ripresa con un ottimo Spina che gli ha risposto. Ospina, 74esimo in corso. Marorino quasi alla frontiera rumena, mamma mia. Su di lui da parte di Tonali, di Lorenzo. Un timido gioco per Elmas, c'è l'anticipo di Florenzi. Ed è rimessa la grande per il Napoli. Anch'essa Florenzi prova ancora a salire qua Jesus legge benissimo anche questo, prova a ripartire Napoli, lo bocca, danza sul pallone, evita l'arrivo del 56, gira su Banquini, Anghissa, Zilinski, lo bocca, Anghissa, Juan Jesus a dare il fastidio Giroud, ancora di Lorenzo, fallo, pressione, intervento, fallo vicino del Messias, torniamo alla gamba. Qual è la nazione più lunga? Bellissima. Ora si sono. Cambio per il Milan, sta per entrare Benasser al posto di Tonali, però appena stato richiamato dalla panchina anche Kalulu, quindi è probabile che sia un doppio cambio. Per Benasser l'indicazione di Pioli è quella comunque di non aspettare Zilinski, visto che era il giocatore su cui è andato in marcatura per tutta la partita. Tonali
di non farsi schiacciare a ridosso della sua linea difensiva. Mentre intanto Hai scassato poi sta dazzana un po' cazzo. Da comincia a girare, comincia a fare tutta la rotatoria, comincia a fare e c'è tutto cazzo, gira tondo, casca al mondo, casca da zona e tutto c'è basta da zona, voglio scapare. E c'è ancora gira, ma fa girare capo da me chi è morto. Da zona e chi l'ha fatto, chi l'ha creato, mannaggia. Chi cazzo t'ha creato? Chi ha creato? raccontare anche le difficoltà soprattutto difensive del Noi, visto come sta a sentire che t'ha creato. veramente poco senso, ha senso invece viversi questo finale di gara con Lozano che prova a salire, ma qui occhio al suo corso, una controllo con Balotture, vai! Mamma mia, Petagna che ti sei mangiato! Petagna, ma no, Sì, che sì, sì. infatti se la prende perché qui è ancora costante nella proiezione, qui la palla è lì. Gli rimbalza anche bene, perché se ti si alza un po' calciare di controbalzo è molto invitante. Infatti qui applausi di Petagna per il suo compagno. Fuori Lozano, fuori Zielinski. Fuori Lozano e Zielinski entrano Politano e Vas. Certamente Fascia da capitano va anche responsabilizzato molto e quelle responsabilità se le è prese tutte. 12 gol su azione, record europeo fra centrocampisti nel 2021, 12 gol su azione per Zielinski. Se vi ricordo, è uno di quelli che ha fatto almeno 5 gol e 5 assist nel campionato. Andiamo da Gazzini. Sta per diventare un triplice cambio quello dei Pioli perché ha appena avuto un piccolo consulto con Messias in difficoltà e quindi entra anche Castiglieco proprio al posto del numero 30 del Milan. Ha chiesto proprio Pioli di aspettare un attimo per sfruttare la stessa finestra che alla fine è l'ultimo cambio che aveva a disposizione. Pedagnone, potevamo chiuderla, Pedagnone, non ha tirato il Castagnone. Sì, esattamente. Ecco Ciruzzi. 77esimo e 40 sul chilometro, vai Ciruzzi. Chiudila, esce Petagna, meno male. Non ha giocato male, però doveva segnarla, Però vorrei Napoli cambia sia il tipo di attaccante che il tipo di trequartista, centrocampista offensivo, mettila come vuoi, perché un asse rispetto al Zielinski è completamente un altro tipo di giocatore, non stai neanche a parlarne. E allora, Messias ti è piaciuto? Ha provato qualcosa, secondo me è inciso poco, anche lui. Mentre Petagna, che è una sufficienza piena, no? 6,5, grande, 6 Politano, Voti di lancio da te. tu le leggevi? Le Rogelle? Sì. Eri triste o felice secondo le Rogelle? No, giusto. Vabbè, momento sospensivo lo faremo. Ma pure Ciruzzi. Un asso, Politano e Ciruzzi. 78 e 40. Bravo Rino, Petagna. Dobbiamo vendere Petagna e prendere Beto dell'Udinese. Quello è un vero attaccante da tenere come sostituto. Quello è un bel giocatore. Sì, Ersiglia Pagano, io lo riesco a vedere a 2 mesi e mezzo. Sì, si vede. Bello. Andrea Stefanelli, buonasera fratello. Torna Francesco Napolien e Napoli torna a fare la voce grossa. Sta zitta Andrea, sono tornato, alla fine non mondo per me scelta. Petagna. Occhio alla battuta dentro, Rachmanica lontana di testa. Poi l'intervento per allontanare ulteriormente Younes. Quindi da ultimo uomo Balotture si coordina, prova a orientare questo pallone in mezzo, tentativo di sponda, palla già allontanato da Lobotka. Su Mertens, quindi per di Elmas, Mertens che prolunga, va a cercare un ass. Altro anticipo di Balotture da ultimo uomo, quindi insiste nuovamente Tomori.
che cambia completamente l'atto. Siamo figli del Vesuvio, forse un giorno esploderà una vita insieme a te, la domenica alle 3 non riesco a stare su senza te. Quando un giorno morirò, da lassù ti guarderò, quanti cori a funerale chiederò. È passato tanto tempo, non ci lasceremo mai. Siamo figli del Vesuvio, forse un giorno esploderà una vita insieme a te, le domenica alle 3 non riesco a stare su senza te. Quando un giorno morirò, da lassù ti guarderò, quanti cori a funerale. Altro tentativo su Sannekers, 1 contro 1 con Anghissa, prende bene il passo, il 56 del Milan, ma poi c'entra in pieno Ibra che si dispera, prova ad uscire dall'altra parte, ancora Florenzi che ha ricevuto la Tomori, palla morta. No, Ibrahimovic no. Calcio d'angolo. 81esimo. Bellissimo, ma non ne vale la pena. Senza Napoliello siamo finiti in fondo alla classifica. Francia licenziati. E chi me la mangia? Buia. Hai capito, Andrea? Come faccio? La testa di Mandica lontana, Sannekers si coordina, Politano in pressione su di lui, ma qui non lo molla. 1 contro 2, qualche sì prova a dare una mano, passi strettissimi, palla che esce, rimessa Milan, 81-30. Che sì, sulla pressione di Malquin, cross dentro, Elmas allontana, altro colpo di testa di Romagnoli che riapre, quindi la giocata verso Florenzi, disturbato da Mertens, il tocco dentro, prolunga Malquin, prova ad uscire Bravo Politano. bravo, vai un asso, mangiatio là. Un asso la via, alla grande situazione Valpuré riesce a contenerlo. A me piacciono tanto loro, i Labrador. Sono belli. Ovviamente tutti su DAZN. Sono belli. A me piacciono gli aschi di cane. Sono belli gli aschi. Tutti su DAZN. Mercoledì Ma anche i Labrador non sono male. il campionato con i match in contemporanea del Milan ad Empoli e del Napoli. Piacciono tanto a Mugliere, i Labrador. A Sara piacciono, tanto a Sara. Alle 20 una giornata che chiuderà di fatto il 2021 della Serie A. 82-30. In questo periodo è stato uno sfacello, sei tu il vero talismano, Francia. Chissà, oh, papà. Mamma mia. E c'è Napoliello che non va a segnare nemmeno così. Sono stato io a non farti segnare, Ibrahimovic, sono stato io. Hai visto? Ah, fa boccarti del buco. Che sto guardando la partita. Facendo la live. Ora voglio like, iscrizione, condivisione, tutto. Ma da fa Santa Napoliello. Santa Napoliello. Viene fatto ribalzare, diventa buono per il lavoro da parte di Romagnoli. 83-30 sul cronometro, ancora Tomori, la pressione di Unas, il retropassaggio di Benasser, il Milan che prova a impostare, nuovamente con Romagnoli, 6:20, 380 secondi più recupero, possesso rossonero, ancora Romagnoli, Tomori, prova a salire, tentativo di assist per Ibra che per un attimo viene il pallone Rampani, perfetto in questa lettura. Mertens, poi Anghissa, quindi un ass, altro appoggio verso Lobotka che resiste all'assalto e trova il corridoio giusto. Elmas, ancora Lobotka, può ragionare, cambia tutto, era una cosa da fare, la fa benissimo verso Politano, dà respiro, occhio all'1 contro 1, scivola Politano e favorisce il recupero da parte di Sannekers. Ora, non che gli elementi davanti appena entrati, però sicuramente il resto è stanco il Napoli. Non c'è chissà, il Botka è quello più lucido, infatti è quello che sta dando più a mano, il resto sono ovviamente stanchi. Alla verticale, vai qui, senza fronto, ritrova subito il possesso per Mertens, che lavora bene questo pallone nella direzione di Romagnoli. Tomori la legge bene, ma alla fine la rimessa laterale per il Napoli.
quando mancano 5 minuti più recupero, arriva il momento del cambio, che è un doppio cambio, uno per parte. Fuori Elmas, autore del gol che sta decidendo la gara, e direi al di là del suo primo gol di testa, ottavo gol stagionale nazionale compresa, che ovviamente è un peso specifico importante, una buona prestazione tu pur. Grande Umbe, la acchiappapiglia, che cazzo è su cosa? Metti like, frate, per supporto e iscriviti al canale, già sei iscritto, non lo so. Comunque, la Juve non muore mai, è già tornata. Grande il Mastro. Grande il fissa del Mastro, grande prestazione, gran gol vittoria. Speriamo, incrociamo le dita. Grande il Mastro. Può avere un po' di presenza dentro l'area. Esatto. Vai Napoli, va. Di copertura centrale, ovviamente. La mano. In cui viene attaccata al forza in finale. La botta, bella Lobotka, bellissimo. Gira benissimo questo pallone, sono bene che qui Lobotka. Sistemando tante situazioni. Bravo Marquis. Quindi Una... ancora verso Gras, accompagna Mertens. Bello. Agulam. Ecco Bello. Mertens. Oh, mamma mia. Senza rischiare. Poi Milan prova ad uscire. Va giù di Lorenzo. Mi è tornato pure Napoliel e per la Juve sono dolori. Infatti, si va la Juve. Basta. Uscito pazzo, mamma. Uscito pazzo. Navo spallettone. Navo spallettone. E il fischio senza includere il direttore di gara. Con il calcio di Lucio Lungo per il Napoli, Ibra ha qualcosa da dire, anche sa, ha un pallone importante da gestire. Lo scambio con Gulam, 87 sul cronometro. Ospina. Pressione di Ibra. Ospina, poi difficoltà. Deve concedere il pallone a Milan. Che sì. Sapiglia, aia, vai la mano. Piglia di schiaffo, rind la faccia. Ma chissà, grande anch'issa, vai. Napolitano. Adesso poi magari lo rivedremo, ma in generale, ecco, questo volevo dire. Non c'è Giadina la regina, dove sei? Giadina? Dove sei? 88 minuti. Basta, dopo questo basta. Un Napoli senza 35 titolari. Oh! Mamma mia, Gulam, che stai facendo? Gulam, la porta sta là. Ah, era Juan Jesus, no, è Gulam. È stata la mano di Ospina a tenere quel pallone, per qualcuno. Il rinvio profondo, a cercare la profondità. Manca Fabiano, Insigne e Osimhen. Ibra, ma qui. Vuol dire qualcosa. Che le riserve stanno cominciando a ingranare, e cazzo frate. Allora Napolitano, permetto questo è falloso, si gioca per il vantaggio, 88,50. Canuno col tocco dentro. Così stavolta è uscita di Pancetto che si fa subito per perdonare allontanando. Sistemamente il Milan, che può pensare al cross, Masso! che prende la posizione, diventa una sponda, Canuno poi si combatte alla fine. Oh! No, vabbè. No, vabbè. Così no. Rivediamo tutto. Il cross dentro. La prima deviazione. Questo anticipo da parte di Canuno, pallone in mezzo, poi che si entrava il piazzato per il tocco vincente dell'1-1.
Si vede il finale. Gulani su Castiglieto. La palla carandola su che sì che l'interno riesce a invitare di colpire Di Lorenzo. Gol del 1-1 del Milan, poi ovviamente Andrea Marelli che già è treccandosi il check del VAR in corso per tutta una serie di situazioni per un possibile offside con Juan Jesus, ovviamente azione molto. Allora questa viene ovviamente un'azione così complessa, viene visionata e si va al VAR a vedere. Speriamo bene, ma Ovviamente, boh. insomma, i tifosi del Milan non particolarmente contenti. Questo fuori gioco. Su questo tocco, Questo la tocco, valutazione di Giroud in fuori gioco. su questo tocco, il tentativo di intervento del giocatore del Napoli, tu dici ostacolato dall'attaccante del Milan che era geograficamente in offside? Non lo so, le immagini parlavano di offside. Sì, no, allora, l'analisi la si sta facendo per l'offside. Probabilmente su questo tocco, se il giocatore del Milan porta in avanti il pallone, ci potrebbe essere un'ipotesi di partecipazione, tanto che il pallone decide. Fuori gioco, mamma! Ovviamente con Marelli poi valuteremo la situazione. Napoli! Che partecipa nell'interpretazione dell'arbitro, che partecipa Mamma, Napoli, mamma. perché qui era buono sicuramente. Questo è il tentativo di intervento, credo che sia quello. Poi appena Marelli è pronto, Marelli è già pronto, è stato 4 minuti da quando si riprende a giocare, quindi mettiamo gli orologi. Marelli. Non è finita, ragazzi, non è finita, aspettiamo. Sì, sinceramente sono abbastanza sorpreso da questo feedback perché sicuramente Mamma mia. Mamma mia, ce l'abbiamo fatto la sutta. Però sinceramente faccio fatica a vedere un fuori gioco possibile perché per partecipare all'azione dovrebbe muoversi comunque verso il pallone. Era a terra, non so cosa potesse fare di più. Quindi comunque la fattispecie per capirsi, la fattispecie poi ovviamente la commenteremo, lo valuteremo, sentiremo il punto di vista dei protagonisti, ma la fattispecie dal punto di vista arbitrale dovrebbe essere la stessa, hai fatto bene a ricordarlo apro dell'episodio di ieri, cioè la partecipazione di un giocatore in offside all'azione offensiva. Intanto però seguiamo questo finale, perché è tutto fermo perché c'è fuori gioco già segnalato, e dunque calcio di punizione. Ecco, qui arriva, questa è l'immagine che è stata decisiva, quindi questo ci conferma che dal punto di vista valutativo il motivo per il quale il gol è stato dato è questo, che su questa avanzata del giocatore del Milan evidentemente Giroud era geograficamente fuori gioco e l'arbitro al monitor ha reputato la sua posizione attiva. Questo ci ha detto Marelli. Sì, c'è da capire, comprendere e valutare quanto la posizione di Giroud abbia influito su quello che è successo dopo, cioè su quello che ha fatto Juan Jesus. Certamente. Ma mamma, che la Purella mi castiga a tutti quanti, tutti mi fa male, tu. Ma mamma. Pronto Canuto per la richiesta con le mani. Possesso Milan. Con un rischio sulla pressione da parte di Mertens. E la fonte nuovamente verso Magnano. Che può dare Ma mangiare un pallone basso. Pallone controllato, gestito da Valo Touré, che può provare la pressione su di lui da parte di Valqui, quindi il retropassaggio Romagnoli non si fida, sceglie ancora il suo portiere, tutto il Milan a spingere, tutto il Napoli per difendere. Vai, la vittoria, va! Che si prova la sponda, accorta qui. di Armani, nuovo pallone messo in mezzo, allontano di Lorenzo, possibile di partenza per il Napoli, spezzata la tena Sergio. Fischi chi t'ammonci. Altra apertura, possibilità per uno. Voglio uno, fate crossa, non lo fa crossa, ma figli chi t'ammonci. Che si sfiora, ma chissà, poi l'intervento di Lorenzo, poi il pallone allontanato Napolitano, in appallo il Napoli adesso, prova però. Un ass, mannaggia. Un ass, dunque calcio di posizione per il Milan, Mannaggia. ancora almeno un minuto da giocare, col Milan davanti e il Napoli a protezione. Mamma mia. Trionaschi va a cercare di prendere il pallone per essere da sorteggio, sì. Adesso sono 8 giocatori del Milan, solo La rabbia di Spalletti che non poteva concedere questa punizione, adesso ovviamente l'unico giocatore del Milan a saltare.
sono 8 che proveranno a raccogliere il pallone. Benasser mette dentro, ha provato Romagnoli e Cordinazzi, poi la conclusione sul fondo di Kerz, e dunque rimessa dal fondo per il Napoli, 95 sul cronometro. Ma è usciti pazzi, mamma è usciti pazzi, mamma è usciti pazzi, mamma è usciti pazzi. Spalletti continua a sbracciarsi, Ospina è pronto per il rinvio, ovviamente senza fretta. L'arbitro fa cenno di velocizzare le operazioni. Va Ospina al rinvio, cerca Politano, tentativo di sponda, palla che viene fatta all'indanzare, servita verticalmente a cercare Castiglieco, poi tentativo di Gulam, vince il duello Canulu, gli strappa il pallone, ancora Castiglieco, ultima possibilità per il Milan, palla sul mancino, Castiglieco, ancora sul mancino, Castiglieco, cross in mezzo, colpo di testa Di Lorenzo, non è finita, nuovo pallone verso il mezzo, anche sa prova a intervenire, bella. passa via, senza pronto di Gulam, ma c'è ancora tempo. Ancora, ma quanto cazzo fai pazziare? Ancora. Oh, è fischio. È finito. Sei. Che ho 5 Franz, che ho 5 Franz, che ho 5. È tornato Napoli, è tornato il Napoli, è tornato il Napoli. Vai, like, iscrizione, condividete, forza Napoli, grande Spalletti, grande Napoli, grande il Mas, l'abbiamo fatto qua. Vai, secondo posto. Abbiamo vinto a Milano, secondi, siamo secondi. Uscito pazzi, mamma, sono usciti pazzi. Vi ringrazio ragazzi per essere stati in live con me. Ci vediamo per la prossima live. Non so quando ci abbiamo la partita, dopo Natale o prima. C'è libra settimanale, aiutatemi perché sono uscito pazzo. Aiutatemi. Quando giochiamo ora la prossima giornata c'è il 21 dicembre. C'è l'infrasettimanale, allora ci vediamo il 22 dicembre che è praticamente lunedì 20, martedì 29. Ci vediamo il 22 che è mercoledì, che giochiamo in casa con lo Spezia per la live. Grazie a tutti quanti, a Rino, a Mariano, a Giada anche se non c'era, a Umberto, a Destrox, a Bubu Gugu, a tutti quelli ad Andrea, a tutti quelli che sono stati qui in live con me, a Ersiglia, un bacione grande. È sempre forza Napoli, Napoliello è tornato e abbiamo fatto male, siamo secondi. Ciao, aiuto, buonanotte e forza Napoli. Buonanotte, aiuto. Vi aspetto per il video post partita.